Governatore Fedriga, oggi questo cippo dedicato ai carabinieri sacrificati in quel periodo, uno dei periodi più bui di questo confine orientale. È un altro pezzo di verità che mettiamo nel nostro territorio, in un luogo che è sacro, che è simbolo di sofferenze, ma anche di liberazione da un estremismo comunista che ha massacrato cittadini inermi. Ringrazio quindi l'Arma dei Carabinieri che ha voluto essere presente fisicamente con questo cippo alla foiba di Basovizza, e con questi passaggi sono convinto potremo finalmente andare verso quella memoria condivisa che tanti ne hanno parlato, ma purtroppo i passi avanti sono stati troppo lenti. È anche un luogo dove è forte anche il senso dello Stato, fondamentalmente. Il senso dello Stato, il senso dell'appartenenza alla propria terra, il senso del dovere, e sono valori fondamentali che penso sia utile anche con iniziative di questo tipo riprenderci, perché troppe volte magari vengono dimenticati. Comandante Nistri, oggi è un giorno importante, si ricordano i carabinieri infoibati, un momento storico di giustizia morale. Sì, si ricordano carabinieri infoibati, ma più in generale si ricorda ciò che ha sopportato questa terra e che l'ha sopportata perché a volte l'uomo non si rende conto di ciò che è e di ciò che dovrebbe essere. Quindi commemorare i nostri carabinieri significa appunto commemorare, cioè rendere in comune una memoria che deve essere condivisa, perché solo attraverso la condivisione si possono superare le difficoltà, si possono superare gli odi e si può puntare a un futuro migliore. Grazie anche all'attività che poi tutti i giorni continua ad essere svolta sul territorio dall'Arma come dalle altre forze di polizia e forze armate, insieme con la popolazione, perché il dato caratterizzante di questi martiri è che non hanno abbandonato le popolazioni che erano state loro affidate, sono rimaste sul posto anche consapevoli delle difficoltà e dei rischi che correvano. È un po' il nostro destino, il nostro compito, e del quale siamo orgogliosi, cioè essere vicini alla popolazione in Italia e anche nei teatri operativi all'estero dove siamo chiamati nel ristabilimento della pace. Grazie.